Salut Lombardia! Oggi ci concentriamo sul concetto di Grande Lombardia, e cioè di Lombardia storica, di nazione lombarda. Come sapete, il lombardesimo individua tre forme, tre gradi di lombardità. Una lombardità etnica, già incontrata, una lombardità etnolinguistica e una lombardità storica che coincide con la Grande Lombardia. Il concetto intermedio di Lombardia etnolinguistica riguarda la globalità della famiglia gallo-italica e dunque riguarda tutti quanti i territori storicamente, culturalmente e naturalmente in senso anche linguistico gallo-italici. Oltre alla Lombardia etnica dobbiamo comprendere l'Emilia orientale, la Romagna, che include anche l'Ager Gallicus e dunque la parte superiore della regione Marche, e la Liguria, tutti territori che riguardano per l'appunto il concetto etnolinguistico, etnico e linguistico combinato della Lombardia. Un territorio che si pone a metà strada perciò fra Lombardia etnica e Grande Lombardia e che riassume tutti i caratteri linguistici, soprattutto e culturali, della lombardità. Ci sarebbe anche da integrare buona parte dell'attuale Trentino nel concetto di Lombardia etnolinguistica, per quanto invece la parte genuinamente occidentale del Trentino rientri nella Lombardia etnica grazie al bacino imbrifero del Po e alla forte somiglianza, soprattutto linguistica, con l'attuale Lombardia orientale. Tuttavia c'è anche da dire effettivamente che la presenza linguistica genuinamente gallo-italica nel Trentino un tempo era molto più estesa e per tale ragione quasi la globalità del Trentino, eccettuata la parte orientale venetofona, dovrebbe effettivamente rientrare nel concetto di Lombardia etnolinguistica. Tuttavia, fondamentalmente, ricapitolando, per quanto concerne i tre gradi di lombardità, abbiamo una Lombardia etnica che coincide con il bacino imbrifero del fiume Po, una Lombardia etnolinguistica che riguarda tutti i territori appunto gallo-italici e infine la Grande Lombardia. La Lombardia storica, la vera e propria nazione lombarda, che riguarda tutti quanti i territori padano-alpini. La Grande Lombardia dunque è il frutto della sovrapposizione della Langobardia Maior alla Gallia Cisalpina e dunque tutti quei territori storicamente cisalpini, anche da un punto di vista etnico, culturale e appunto storico. Oltre a ciò c'è da rimarcare il fatto che la Grande Lombardia è anello di congiunzione fra Europa centrale ed Europa schiettamente mediterranea e che la Grande Lombardia è ambito puramente continentale o, se vogliamo, anche climaticamente parlando, subcontinentale sul Mediterraneo, ben distinto dalla vera e propria Italia etnica, che è la penisola. Infatti, la Grande Lombardia non è affatto peninsulare proprio perché è un territorio continentale o subcontinentale, se vogliamo anche considerare il dato climatico ed ambientale. C'è comunque da dire, appunto, che la Grande Lombardia diventa cinghia di trasmissione, come detto, fra l'Europa centrale e l'Europa mediterranea incarnata dall'Italia propriamente detta, e il confine meridionale della Grande Lombardia corre non solo lungo il noto spartiacque appenninico tosco-lombardo, ma anche in coincidenza con l'isoglossa, la linea linguistica Massa-Senigallia, che separa da un punto di vista etnico, linguistico, poi anche geografico e territoriale, la Grande Lombardia dall'Italia propriamente detta e dunque dalla penisola genuina. La Grande Lombardia, pertanto, è la concretizzazione dell'etnicità lombarda in un contesto genuinamente storico che riguarda tutti i territori alpino-padani. E se vogliamo, Grande Lombardia è l'etnonimo e il miglior toponimo per designare quella che è la Cisalpina o la Padania, che sono termini che hanno invece un'accezione squisitamente geografica. Grande Lombardia invece esprime appieno anche l'etnicità, dunque l'etnia, la cultura e la civiltà dei nostri territori, proprio perché Grande Lombardia riassume perfettamente
la lombardità di tutti i territori alpino-padani. E c'è anche da dire che Grande Lombardia è l'ideale proprio perché è stato quel termine che storicamente si è attestato a partire dal Medioevo per indicare la cosiddetta Alta Italia, ed era un termine che veniva utilizzato forse soprattutto dai forestieri proprio per marcare una distanza netta tra la Grande Lombardia e dunque la Padania e l'Italia propriamente detta, che invece è la penisola e dunque l'attuale centro-sud della Repubblica Italiana. E quindi quando parliamo di Grande Lombardia, un concetto fondamentale del lombardesimo, intendiamo tutta la cosiddetta Alta Italia, tutti quanti territori che sono uniti, accomunati e coesi da una precisa identità, da una precisa tradizione, da una precisa conformazione geografica e naturalmente da un preciso quadro storico che riguarda, come già detto, la sovrapposizione della Langobardia Maior e dunque del regno longobardo alla Gallia cisalpina, alla Gallia al di qua delle Alpi. Territori che rientrano, come detto, nel concetto di Grande Lombardia o se vogliamo di Lombardia senza altro aggiungere, perché la Lombardia genuina, la vera e propria Lombardia, riguarda tutto il contesto settentrionale dell'attuale Repubblica Italiana, con una serie aggiuntiva di territori oggi irredenti. E quindi parlare di Lombardia riferendosi meramente e miseramente all'attuale regione dello Stato italiano è del tutto sterile, futile e anche piuttosto stupido, perché l'attuale regione Lombardia è soltanto un moncone della vera Lombardia per quanto centrale e per quanto negli ultimi secoli il toponimo Lombardia si sia attestato proprio in tali territori. È comunque stupido perché la vera Lombardia coincide con l'intera Padania, con l'intera Cisalpina e perciò non solo da un punto di vista lombardista e dunque ideologico e dottrinario è doveroso parlare di Lombardia riferendosi a tutti i territori padano-alpini. E come lombardisti riteniamo che Grande Lombardia, o meglio Lombardia senza altro aggiungere, parliamo di Grande Lombardia per capirci, è il termine migliore anche in senso nazionale per indicare la nostra terra, il nostro popolo, i nostri popoli, tutte le popolazioni alpino-padane che storicamente possono ritenersi lombarde. E d'altra parte, parlando di identità etnica, è chiaro che la Grande Lombardia veda i propri padri fondamentalmente nei Celti, nei Gallo-Romani e nei Longobardi, e cioè in quelle popolazioni che hanno unito tutti i nostri territori, dandogli quell'impronta etnica, identitaria e tradizionale giunta sino a noi, nonostante i fenomeni migratori, l'italianizzazione e la globalizzazione. Perciò è giocoforza utilizzare il termine Grande Lombardia, che noi difendiamo a spada tratta, ricordando comunque che parliamo di Grande Lombardia proprio per farci capire, per veicolare al meglio il messaggio, ma indubbiamente la nostra nazione sarebbe da chiamare Lombardia, senza altro aggiungere, proprio perché la vera Lombardia, la vera nazione lombarda è l'intera Padania. Detto ciò, naturalmente ricordiamo comunque l'esistenza del concetto di Lombardia etnica che riguarda il fulcro, il cuore della Lombardia e che è, come sapete, delimitato dal bacino imbrifero del fiume Po. Un concetto fondamentale nell'ottica lombardista perché rappresenta, come detto, il fulcro, il cuore, anche la culla, se vogliamo, della lombardità, fermo restando che la vera Lombardia storica è appunto la Grande Lombardia. Pertanto, come lombardisti, ma è un termine che dovrebbero utilizzare tutti, parlando di Grande Lombardia intendiamo la Cisalpina e la Padania, e dunque territori coesi non solo da un punto di vista geografico, ma anche storico, culturale, identitario, etnoantropologico, genetico e così via. Tutti aspetti fondamentali che via via vedremo e che riguardano per l'appunto la bontà e la genuinità del concetto di Grande Lombardia, un concetto che noi lombardisti amiamo profondamente proprio perché, se vogliamo, è la cifra identitaria, ideologica e dottrinaria del lombardesimo, fermo restando che il punto di partenza è dato sempre e comunque dalla Lombardia etnica.
E anche in senso linguistico ci sarebbe da ricordare, ma ne parleremo più avanti, che in antico esisteva un'unità linguistica gallo-romana che riguardava tutti i territori alpino-padani, un'unità linguistica che è stata poi spezzata dall'intrusione, se così vogliamo dire, nel continente veneto del veneziano e poi dell'opera che è andata inevitabilmente a snaturare quelle che sono le genuine parlate lombarde, quelle che oggi chiamiamo gallo-italico, del toscano che è andato così a diluire i caratteri genuinamente lombardi delle parlate gallo-italiche, ma avremo modo di riparlarne. Qui deve essere chiaro appunto che Grande Lombardia è un concetto fondamentale del lombardesimo al pari di Lombardia etnica e che dunque dobbiamo sempre affermarne la bontà, difenderne la caratura e l'importanza e far sì che il concetto di Grande Lombardia possa entrare nelle menti e nelle coscienze di tutti i lombardi, perché la Grande Lombardia è la vera nazione lombarda e per tale motivo tutti i popoli alpino-padani possono dirsi lombardi. Salut Lombardia!